4 casi positivi al Covid in una scuola superiore e per una intera settimana senza una telefonata di risposta dalla ULSS. Alla sede di Cadoneghe, cintura urbana di Padova, del liceo Concetto Marchesi, in una classe di 23 alunni, 3 ragazzi e una insegnante sono risultati positivi al Covid. Il primo caso sabato scorso, 17 ottobre. I genitori fanno sapere che la scuola chiama la ULSS appena possibile, lunedì 19. Richiama il servizio igiene pubblica martedì 20 per il secondo caso e giovedì 22 per il terzo. Nessuno risponde al referente Covid di scuola fino a sabato 24 mattina. Abbiamo una classe di 23 ragazzi, siamo a casa con tutti i nostri figli e quello che noi ci sentiamo di dire è che siamo l'emblema di un tracciamento che non esiste e questo secondo noi è stato un grosso problema, anche perché noi abbiamo quello che consideriamo un focolaio, cioè abbiamo 3 persone, 3 alunni infetti, un insegnante di classe infetta, una famiglia di una ragazza contagiata e quindi ci chiediamo come sia possibile che non sia successo niente. Dal 17 ad oggi sono passati tanti giorni, poi ci chiediamo come mai i casi aumentano così velocemente e senza motivo apparente. I ragazzi saranno in quarantena fino a giovedì 29 su richiesta dei genitori, accolta dalla scuola e in didattica a distanza prontamente attivata dall'istituto, precisano i rappresentanti. Restano le domande. Il SISP non si sarebbe dovuto precipitare al Marchesi per fare subito i tamponi rapidi a tutti? E il tracciamento? Non doveva dire ai genitori fin da subito di tenere i ragazzi in quarantena e fino a quando e spiegare loro le modalità per il rientro a scuola in sicurezza? Nel messaggio di sabato 24 mattina la ULSS si è scusata per il ritardo nella risposta. Un suo intervento non arriverà ormai prima di lunedì. Alla fine più di una settimana di gestione fai da te dell'emergenza Covid per i genitori. Insieme e abbiamo dovuto essere responsabili, quindi mantenendo i figli a casa siamo andati a fare il tampone in autonomia, alcuni di noi l'hanno addirittura pagato.